Allora, detto questo, Assessore, un po' torniamo, anche perché abbiamo pochi minuti un po' a disposizione, però vorrei che venisse affrontata anche la questione dei parchi. Ne avevamo già accennato, il Consiglio ha fatto uscire, giusto? Sì, c'è Questa stata una nuova decisione, legge, è una sì, nuova legge bella calda calda che prevede cosa? Ce lo spieghi bene? È chiaro che i parchi regionali che noi abbiamo a disposizione, quelli della Lessinia, comunque quello del Parco Colli Euganei, poi c'è il Parco Delta del Po, sono aree naturalmente di pregio ambientale, di pregio comunque turistico, e quindi sapete che Turistico e agricolo, perché e abbiamo poi questa anche connivenza un po' appunto, e particolare. poi abbiamo anche naturalmente la coltivazione di tante qualità di, non so, di vigneti, oliveti, parlo per i colli euganei in genere, ma anche sul delta del Po. Pochi sanno che magari ci sono delle specialità veramente importanti, ad esempio ci sono 1000 ettari di riso coltivato nel delta del Po, Tra l'altro il dobbiamo riso del dirlo. Delta è Il riso del eccezionale, delta, io faccio sempre pubblicità dell'area del delta pur da padovano, ma No, perché andate a visitarla, perché veramente sono delle aree spettacolari dove si fa veramente ancora un'agricoltura vera, una vera agricoltura come spazi, come coltivazioni, come specialità. Detto questo, questa legge è stata rivista per dare anche una governance diversa rispetto al passato. I parchi erano tutti commissariati infatti, da un po' di infatti. tempo, e si è pensato che comunque di fare anche che la gestione del parco fosse una gestione più snella, con 5 membri, compreso il presidente, diciamo, del parco, 3 nominati dalla giunta e 2 nominati dal territorio, diciamo. Tra i 3 nominati dalla giunta ho insistito molto, e anche il presidente Zaia, ad avere comunque all'interno della governance un rappresentante del mondo agricolo, quindi noi abbiamo un agricoltore a titolo principale che abbia l'attività all'interno del parco, perché pensiamo che comunque sì, rispetto dell'ambiente, rispetto della natura, ma anche rispetto di chi ci lavora, e meglio di un agricoltore che all'interno del parco non potesse esprimere la propria voce, la propria parola all'interno appunto del comitato di gestione del parco. Quindi naturalmente poi i rappresentanti dei sindaci del territorio, eccetera, dove il parco esiste. Quindi diciamo di aver creato per la prima volta quella sinergia che prima non c'era, per cui tutto questo mondo che vedeva anche in maniera, le dico, critica anche la presenza del parco, perché essere dentro un parco significa comunque avere dei vincoli, avere tutta una serie di non possibilità come si hanno in altre aree, ma comunque avere un rappresentante diretto dell'economia del territorio significa anche trovare le soluzioni Questo che il territorio appunto vuole. in un aumento di risorse, in una gestione a pari risorse che vengono date, che possibilità anche di autonomia di gestione può avere il parco? Poi attualmente il bilancio e le attività del parco sono autonome in base alla gestione, quindi... naturalmente anche vengono rimpinguate con risorse regionali. Sostanzialmente, secondo lei Presidente, anche secondo lei Direttore per le vostre competenze, che cosa va a cambiare in questo modo con questa legge? È una buona legge? Vi soddisfa? Soddisfa, diciamo, anche chi opera nel settore? Noi come CIA sia a livello regionale, ma con proposte anche del territorio padovano, credo che il nostro assessore e tutta la giunta regionale abbiano percepito le nostre istanze. Alla fine noi sostenevamo proprio che all'interno della governance doveva essere la rappresentanza agricola, e questo è stato portato a termine. Per noi possiamo dire essere solo grati e avere riconosciuto la necessità, anche loro nel loro tavolo, se hanno visto che la nostra istanza di proposta era condivisibile, e questa è stata la verità, perché poi è andato a normato a fine di legge, per noi era indispensabile. Voglio ricollegarmi al fatto che è una questione anche culturale, perché in questi anni ci siamo interessati tantissimo al ricambio generazionale, perché sapevamo che il mondo agricolo era portato avanti da under 60, under 50, da tutta gente
e questo percorso lo stiamo completando e oggi per completarlo, Assessore, e essere coscienti, sappiamo che dobbiamo seminare nelle giovanissime generazioni, cioè nella fase adolescenziale, per far capire che senza agricoltura non ci può essere sviluppo economico, non ci può essere paese, non ci può essere territorio. Perché dico questo? Dico perché alla fine vediamo con occhi che dove scompare il mondo agricolo, che scompare l'impresa agricola, è una parte del territorio destinata al degrado e questo è una cosa molto molto preoccupante. Ricollegandomi anche alla questione della bonifica, credo che le vere sentinelle del territorio, cioè quelli che percepiscono le necessità e le esigenze del mondo agricolo, siano proprio gli agricoltori e quindi in una sostenibilità come si può definire, di sostenibilità circolare, sia indispensabile oggi fare questo tipo di investimenti con azioni concrete, quello che noi vogliamo veramente fare. Mi sembra che la strada che si è imboccata assieme alla Regione e probabilmente nell'immediato futuro anche assieme al Governo nazionale sia quella giusta. Continuiamo a marciare su questi binari che sicuramente dopo di noi verranno delle generazioni che non saranno più quelle che diranno ma che puzza, ma bensì diranno questa è la nostra sostenibilità, ritorniamo alla terra perché è l'unico patrimonio che con pochi investimenti può dare lavoro, può dare occupazione e può dare una sostenibilità anche dal punto di vista sanitario, cioè mangiare bene, rispettare l'acqua. Questi sono i valori che per il futuro dovranno essere i fiori all'occhiello per un mondo sostenibile. Infatti, per quel che riguarda il direttore, che cosa ne dice? Non è stata una battaglia semplice, la questione dei parchi. L'assessore Pan conosce e sa perfettamente che... È lunga tra l'altro, è durata da un bel po' di tempo. È stata lunga, è stata molto, molto travagliata, ovviamente è una bella legge, non lo so, lo vedremo. La cosa era che, l'ha detto bene l'assessore, insomma, era il tempo che oggi si doveva comunque dare una nuova governance ai parchi. Non era più possibile pensare che i parchi siano stati commissariati e il commissario, tra l'altro, che io conosco, questo di Padova, Specchio, che ha governato benissimo il parco, ma non è possibile che il parco non sia del territorio. Penso che questa legge della governance sia una legge invece che vada incontro al territorio, vada incontro agli agricoltori. Oggi però dobbiamo, oltre a parlare della governance, dobbiamo parlare di problemi reali che ci sono anche all'interno dei parchi, soprattutto il mondo agricolo che ne soffre, soprattutto per quanto riguarda i danni alla selvaggina. In primis i cinghiali e dopo i lupi. Non ci sono cinghiali verdi, rossi e gialli, nemmeno i lupi verdi, rossi e gialli. C'è un grosso problema che insieme alla Regione Veneto, insieme alle altre organizzazioni agricole, insieme a tutti dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Solo una battuta, viene da sé. Assessore, lupi e cinghiali. Non voglio fare una puntata, è stata un'altra trasmissione. Facciamo la prossima puntata. Facciamo la prossima puntata, solo una battuta. Velocemente, in chiusura. Abbiamo abbattuto 2000 cinghiali l'anno scorso sul Parco Colli, stiamo andando avanti nell'abbattimento e quindi monitorare questo problema, almeno per quanto riguarda i colli euganei padovani, ma anche sulla pedemontana veneta. Lupi, lessini e non lupi, solo. lessini, altopiano, eccetera. Stiamo lavorando nei sistemi di prevenzione e adesso dovremo parlare con il nuovo Ministro dell'Ambiente per il piano di gestione nazionale per far capire se questo animale non sia più protetto ma possa essere anche questo gestito come tutti gli altri. Contenuto se non altro. E contenuto, gestito significa contenuto appunto. Esatto. Benissimo, grazie. Battuta di chiusura lei Presidente. Poi, cosa adesso è indifferibile, urgente attuare? Riuscite quindi per comunicare, visto che non comunicate molte, cosa state facendo? Beh, noi stiamo continuando nell'opera di prevenzione per quanto riguarda gli allagamenti, per cui stiamo continuando a fare la manutenzione ai canali. Nell'ottica del risparmio idrico abbiamo presentato dei progetti che speriamo vengano finanziati, perché sono i progetti che sono prepotenziali a quel risparmio d'acqua di cui si va tanto a parlare e che permetterebbero, se attuati, all'agricoltura di fare un passo in avanti sotto l'aspetto della qualità e sotto anche l'aspetto della redditività dell'azienda, perché trasformare l'irrigazione a scorrimento a pioggia vuol dire dare la possibilità alle aziende agricole di affrontare il mercato del domani, vuol dire dare la possibilità anche di mettere in atto altre culture che non sono quelle classiche della soia, del mais o del frumento, ma che sono quelle anche per molti aspetti più redditizie, quali sono quelle orticole e quelle che possono essere anche frutticole.
Ecco, noi puntiamo sotto quell'aspetto per dare una possibilità ai giovani di fare agricoltura anche un domani. Perfetto, solo una cosa, qualora ci fosse un eccesso di acqua per un'estate o un autunno particolarmente piovosi, ipotizziamo, siete pronti ad affrontare anche questa eccedenza, a parte la scarsità? Noi siamo nati pronti. Ok, va benissimo. Bellissima questa risposta. Molto bene, grazie, vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio naturalmente anche i nostri telespettatori di averci seguito, continuate a seguirci perché dopo la pubblicità noi salutiamo i nostri ospiti, continuiamo, qua davanti abbiamo le 2 poltroncine che ci attendono con il nostro esperto di finanze, quindi la parentesi dedicata alla situazione economico-produttiva e finanziaria del nostro paese nel contesto mondiale. Grazie, buonanotte, a dopo la pubblicità. Grazie.